L'Urban Center delle Imprese è un'iniziativa del Comune di Trieste finanziata attraverso i fondi comunitari POR-FESR nella cornice 1420 erogati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Ecco, con questi fondi abbiamo realizzato in questo ambiente che vedete alle nostre spalle un luogo dove abbiamo voluto portare delle idee innovative, idee quindi nel campo del settore delle scienze della vita sostanzialmente, delle imprese innovative, delle start-up che potessero quindi dare gambe a queste idee. Abbiamo voluto portare anche la cittadinanza a conoscere e a contribuire allo sviluppo di queste idee attraverso delle iniziative di contaminazione, il tutto appunto nell'edificio che è composto da 3 piani, dove al piano terra abbiamo realizzato un Fab Lab ad uso principalmente della cittadinanza e quindi per esempio delle scuole. Al primo piano, dove ci troviamo, un luogo di contaminazione funzionale dove poter avere degli incontri di lavoro o di divulgazione, e al secondo piano degli uffici da dedicare alle start-up innovative che hanno potuto operare in questo campo. Parallelamente abbiamo messo in campo anche una contribuzione diretta per quasi 2 milioni di fondi europei da destinare appunto a delle imprese innovative. Vero Franco? Sì, proprio vero. E do un senso umano alle cose che tu hai detto, parlando di imprese. Le imprese camminano sulle gambe delle persone, camminano velocemente sulle gambe dei giovani che corrono di più, indipendentemente dalla loro età, io uso dire. Questo è un posto dove devono venire giovani, dove devono assorbire anche le competenze di chi li gestisce, garantendo che un progetto illuminato, perché qualche volta spendere nei ponti si spendono velocemente dei fondi o nelle strade, noi li spendiamo nell'arricchimento della innovazione e dei cittadini, delle persone.